1, 2, 3. Yeah. È andato. Ok, funziona ancora. Già Sa di merda, yeah. No, non sa di merda. Ancora dobbiamo vedere il finale di stagione. Noi lo vediamo. Finora, oh, sta a posto. Tutto tranquillo. Cioè, non fermi questo piede, ti tiro un cazzotto in bocca. Non è il piede, Che è cosa? la terra che si muove e fa muovere il piede. Io ti tiro lo stesso un cazzotto in bocca, è live te lo tiro. Non mi sembra una buona. Però noi abbiamo la puntata e vediamo tu stai Godolkin che cosa ha combinato nel frattempo. E un po' di meno. Meno inteso di meno. Sta fatta proprio. Ah, ok, adesso il messaggio è molto più chiaro. Ma io non sento niente. Io sento. E io no. Com'è possibile? Perché la cuffietta non si deve a caricare, eh? No, la tua l'ho messa a caricare prima. Se la cuffietta cangoppa. Dammi un attimo. Dammi Boxel. Tu mi stai protolando stasera? Tu sul No, finale di stagione me lo stai effettuando? Perché l'aspetti? Sì? Pronto? Con chi stai parlando? Ok, si sente. Funziona? Sì. Ok. Ecco qua, a posto. Adesso senti. Si era soltanto spenta, Meno male, ok, no, mi fate... E fino a qua ci siamo arrivati. Ah, ma questo è il recappone... Eh. Quindi lei in realtà stava scopando con quello, Sì. cioè, logicamente, ok. Eccolo qua. Poverino, però, Mo' grande strage. sì, sicuro qualcuno si fa male. Ah, ok, iniziamo con un po' di backstory. Ah, la ok. sua proprio, di quando sarebbe morto, in teoria. Mo, io immagino che tu i poteri non ce li avessi dall'inizio. Che non credo saresti finito in questa situazione terribile con quei poteri. Eh no, te li stai iniettando, mo, mi sa. Ecco, è arrivato a questo punto. Ci provi. E ci ha provato anche bene. E poi c'ha quella pura, hai capito? Direttamente dal laboratorio. È uno dei top. Però il composto vi l'ha tenuto in vita e gli ha dato i poteri. Ciao Doug. Doug si è passato un brutto quarto. Però fatto sulla Tina con 16, quindi... Ok. Vabbè. Ah, ok. Ci può stare. Ma non serve per niente farlo così. Però vabbè. Magari gli fa l'effetto placebo, il social dice ok, me la date. Trova un po' di stabilizzazione. Un po' di stabilizzazione. E poi lei riporta in vita, quindi... dai una mano. Invece...
Si è ingolfato il motore. Poverino. Mi ha detto battery low. Non sento più. Cioè, sento di nuovo. Però c'ho battery low. Allora, aspetta, facciamo così. Quello è rimasta 5 minuti, quindi forse non si è caricata. Ma lo stacchiamo e mettiamo stesso da qui. È arrivato così all'improvviso. A strega. E allora, tanto ne parliamo sopra. Sì, sì. No, non lo so. Sì, ci ho provato con te al mare parecchie volte, ma su una cosa non mentiva, a Odessa ti ha davvero fatta salire di livello. Ok, almeno così. Ok. Ha bisogno di cure. No, sta buttando un attimo il sangue. Non sento un cazzo. No, aspetta. Ti porto io. Voi nascondete. Ti fai così? Sempre nervoso. Contro tutti. Il pacco non arriverà più adesso. Ma non c'entra sta cosa. Sì, Francia arriverà. Sì, da fare un Mazzula. Non arriverà. Noi preghiamo tutti i giorni che il Sì. pacco ti arrivi e arriverà. Forse. Sì, sto switchando perché si è scaricata la cuffietta e Gianmarco non sentiva, quindi per non far arrivare troppo l'audio in live.
Perché? No, hanno ucciso Doug. Perché? Non mi faccio figa Chi i è cazzi stato, mo? miei. No, aia, ma perché deve Chi è morire sempre stato? Perché Doug? Beh, Black Noir. Eh sì, vabbè. Ma come viva Franci? Era un personaggio Era buono Doug alla Doug. fine. Non c'entrava niente. Per questo devi vedere la serie, così conosci la storia e capisci che è un bel Che vita personaggio. povera nutrirsi di
Questo è il finto invito. Ore War Shoshanna proprio, Sì, tutto il sì, sì, cinema a sì. fuoco. Sì. Che cazzo sta facendo? Ha fatto una live, raga. È una trappola, ovviamente. Sì, Sì. una trappola per cosa, però? Ora No, No, non abbiamo il tuo pacco, Francesco. Gianmarco, non ce l'hai, la mia pacco. Nuovo sito Uniente. Vabbè, Non ci serve, grazie. vabbè, grazie. Proprio dopo oggi, no, grazie. No, grazie. Come se avessimo accettato. Ma c'è, sopra. Con zero sorprese in bolletta. E sai sempre quanto paghi. Scopri i C'era dettagli il porcello dell'offerta molto su simpatico in Luce 3D che ci Gas muoveva, Bello Vabbè. avere sempre qualcuno su cui contare. È possibile con Iren. Ecco, questa è un'altra cosa Lo bella. so che ti piace, lo sì. Sì. Ora no, perché stiamo vedendo la puntata di... Prima o poi.
Cioè, se le stanno dando di santa ragione. No. Però ti Sì. stai ridanneggiando. È talmente forte il potere che nonostante lei l'abbia curato, Quindi vuol dire che c'è a un ancora certo delle punto ripercussioni. ritorni marcio. Sì, fossimo meglio. Mi sta uccidendo! Mi sta uccidendo! Mi sta uccidendo! Che cazzo? Che succede? Rodolfi al seminario mi sta facendo ammazzare a vicenda! È impazzito, cazzo! Ecco qua. Tu che stai scappando e lo stai raccontando, Polari ti ha detto che sai che voleva non ho quello. Innanzitutto, buonasera. Buonasera, quello. Ho il microfono mutato perché ho lasciato la cuffietta fuori e non si è caricata del tutto. E Gianmarco non sentiva la puntata, quindi abbiamo l'audio sotto e per sicurezza di non farlo apparire in audio c'ho tutto staccato. Ora si sta caricando, poi dopo ritorniamo con le cuffiette. Non c'è Attacco e stacco io quando dobbiamo dire qualcosa, ma ci siamo. Guarda questi. Per il resto tutto bene, visto che è un bel po' che non ci riusciamo a trovare. No, Franci, non siamo fraudolenti, che siamo stati occupati e non ho avuto il tempo di organizzarmi per bene per la live, ho dimenticato di caricare la cuffietta. Il dottor Gianmarco qui presente è innocente, puro e cristallino.
Così ci metto più facilmente gli occhiali, Franci, e non mi cadono. Ma quindi siamo stati assenti una settimana perché stiamo facendo dei passi avanti belli grossi con il negozio e siamo stati molto occupati. Infatti il suo alito aveva alti livelli di ammoniaca. Gianmarco veniva un po' di sera, il tempo che lavoravamo facevamo qualcosa e non riuscivamo a venire in live. Certo. Diciamo che oggi c'era Gianmarco, le cose si sono messe un attimino meglio, quindi ci siamo detti andiamo in live, ci dobbiamo vedere pure il finale di stagione. Mo vediamo nei prossimi giorni, ma più che ferie abbiamo lavorato più in sto periodo che negli ultimi 2 o 3 mesi, effettivamente. Come ho detto prima. Né di mia moglie con te. Morirai in ogni caso, Polarity. Non ti ha risposto il botto? Non leggo io qua la risposta. Non che abbia importanza, comunque. La fine è sempre quella. Microfono. Essere pure che mi sono dimenticato di rinnovarlo e non attivo, attenzione. C'è anche questo possibile colpo di scena. Ma in che città sei che è in piena luce e non c'è niente? Ah, ho sentito che stavo dicendo Frank Matano, Emma Sì, e mi è uscita Materazzi. stamattina su YouTube. È tutto sempre molto bello, anche perché ci ho giocato prima con Chiara, hai visto? Però sono le videochat sotto a 15 fps che danno un attimo un colpo d'occhio, un attimino gnagni. Lasciati conquistare dalle capsule lore espresso. Lore. Ah, lore. Immergiti nella roba intensa, nella cremosità. Poi ti metto la... Ah, bello. Ad ogni tazzina. Facciamo lore ormai. Il piacere è oro. Ti prendi un'oretta e mezza, ti fai sto caffè, stai a posto già.
Pronto? Che quell'energumeno del bot non risponde, che forse non l'ho rinnovato in tempo, quindi mo domani mattina do un'occhiata che c'ho un attimino e piano piano rimettiamo in piedi tutta la sezione live, Twitch e affini. Quindi perdonate per l'assenza in questi giorni, però cose buone all'orizzonte. Massacrati. Il negozio già è operativo e le vendite ci sono state e sono andate bene. Prossime notizie nei prossimi giorni, con cose belle che piacciono un po' a tutti noi. Quindi diciamo si è approfittato di tutte queste cose insieme, così da essere più liberi dopo e ritornare a fare le live con un certo ritmo in un certo modo. Attenzione. Buonanotte quello. Buonanotte quello. Buona giornata domani. Ci rivediamo nei prossimi giorni, riposati, non studiare troppo. Buonanotte. E mi raccomando, non accettare le caramelle da disconosciuti. Per sempre un uomo generoso. No, quello lavoro un po' di più adesso, così sono più libero nei prossimi giorni. È meglio adesso. Riposeremo prima o poi. Anche con nuovi titoli e alcune novità. Mettiamola così. Ma va a riposare, fai il riposino. Passeranno questi giorni.
tutto da zitto. Sì, già capito che lui è un pericolo.
E cerca A posto, tappeto tutti sul passati tappeto, nella la main league, dai. Cerca senza minuti. A posto. Ehi! È ancora qui! Questa cosa di mettersi a chiacchierare in mezzo alla strada come niente fosse è la prima cosa da evitare. Siete dei Ma poi i treni non mi parlano ancora che subito Eh. fai le cazzate appena arrivato. Sì? Anche perché sei tu che hai messo in moto tutto questo. Smack! Niente post credito. Allora, aspetta, no, Gianmarco. Dammi una piccola post crediti. Aspetta, Gianmarco. Non c'è un cazzo, sì. No, non c'è proprio No. niente. Vabbè, mo tocca aspettare. Allora, però dai, tutti proposti un attimino Sì, mo team nella unico. serie principale Sì. e vediamo un attimino il finale di stagione. Team unico, team forte, sicuramente. Dobbiamo recuperare Yui che è stato preso. Butcher che sta andando in giro a sterminare gente con il suo cancro superumano, coi tentacoli. Patriota che ha ricevuto una telefonata e non ha avuto Guardate risposta. che ha fatto una telefonata e non ha avuto Sì, risposta. è vero. Che a breve penso E non arriverà. ci sono state ripercussioni. Sta cosa è strana. Sì, Ok. no, sa da capire un po'. Allora, noi come uscirà la quinta comunque ce la vedremo subito. Sì. Noi al momento stacchiamo, anche perché non avendo le Ah. cuffiette per errore mio, vediamo un attimino come Cacato. siamo tornati. Già il fatto che siamo riusciti a farci la live, già qualcosa. già oggi grandissimo risultato. Però vediamo di far cambiare le cose nei prossimi giorni. Quindi nel frattempo buonanotte a tutti e ci vediamo domani. Noi domani la live penso la possiamo fare tranquillamente. Sì. Buonanotte a tutti, Buonanotte. a domani, buonanotte signor Francesco, se sei ancora in ascolto. Insomma.